Salve a tutti amici, io sono Riccardo Pasqualin e ho pensato di dedicare un video a un argomento che ritengo spesso trascurato. Negli ultimi anni sono stati organizzati molti corsi dedicati alla storia dell'istruzione in Italia, rivolti principalmente ai docenti. Ecco, in questi corsi, nel programma che necessariamente è ridotto per questioni di tempo e nei manuali che sono stati dati come bibliografia di riferimento per questi corsi, ho notato quella che per me è una lacuna, cioè la storia dell'istruzione in Italia viene fatta coincidere in questi corsi, in questi manuali, con lo Stato italiano che muove i suoi primi passi, con magari con il Risorgimento, ma non si torna mai prima, non si va mai a vedere ciò che c'è stato prima, cioè alle esperienze degli stati preunitari, magari una lieve infarinatura della situazione degli stati all'alba del processo di unificazione, ma non si va a vedere così nel dettaglio quelli che erano i singoli casi nelle diverse porzioni della penisola e ritengo che sia un peccato. Ecco, io ho pensato di dedicarmi, secondo le mie competenze, all'ambito veneto tra la seconda metà del Settecento, il Settecento veneziano, e gli inizi dell'Ottocento. L'Ottocento che vede nel Veneto un susseguirsi fino alla Restaurazione, fino al 1815, di passaggi di mano tra francesi e austriaci. Addirittura c'è stato un drammaturgo veneto che mi piace spesso ricordare, Luigi Sugana, che ha dedicato a questa fase storica, a questi passaggi frequenti tra austriaci e francesi, tra francesi e austriaci, un testo teatrale che lui ha voluto intitolare Come le onde. Ecco, quindi stranieri che vanno e vengono con inevitabili cambiamenti amministrativi e vedremo anche con conseguenze anche sull'ambito dell'istruzione. Allora, partiamo dalla seconda metà del Settecento veneziano. Anzi, partiamo da un po' prima, partiamo dal Settecento, partiamo da una commedia di Goldoni. Molti forse la conosceranno, ma forse non si ricorderanno magari il passo specifico che voglio citare. Io vorrei parlare del Servitore di due padroni, ecco, una commedia che per gli appassionati è sicuramente nota, spero. Ecco, c'è un dialogo in questo testo teatrale tra Truffaldino e Smeraldina, parliamo di due servitori veneziani, i quali hanno delle difficoltà a leggere una lettera. Conoscono solo alcune lettere dell'alfabeto, provano a riconoscere le parole, ma nessuno dei due sembra avere un'istruzione completa. Qual era la situazione dell'istruzione a Venezia? È chiaro che questa cambiava sulla base di diversi fattori. Cambiava sulla base sicuramente degli ordini sociali. È chiaro che le persone più abbienti avevano la possibilità di istruirsi. È chiaro che le fasce più basse della plebe non avevano la possibilità di istruirsi. C'è un'altra questione però da considerare che è quella geografica. La situazione dell'istruzione nelle grandi città era diversa dalla situazione dell'istruzione nelle province, dalla situazione dell'istruzione nelle remote isole Ionie, nelle zone interne della Dalmazia, nelle zone interne dell'Istria, nelle zone montuose dell'attuale regione Veneto. Erano situazioni diverse. La commedia di Goldoni che ho citato risale al 1745 e ci mostra come dei servitori
Truffaldino e Smeraldina non sapessero leggere e scrivere. Allora, noi consideriamo come persona non analfabeta, o meglio diciamo, consideriamo una persona analfabeta colui che non sa leggere, scrivere e fare di conto. C'erano però, e questo va detto, delle situazioni in cui avevamo persone che sapevano scrivere il loro nome e magari anche qualche frase, ma non sapevano leggere. Avevamo situazioni in cui c'erano persone che non sapevano leggere e scrivere, ma sapevano fare di conto. È interessante soffermarsi sulla questione di come si contava. Ecco, noi utilizziamo i cosiddetti numeri arabi, no? Poi ci sarebbe tutta una questione sull'aggettivo che viene dato di arabi a questi numeri, che in realtà arabi non sono. Però spesso non sappiamo che fino al 700 in Veneto c'erano anche altri sistemi di numerazione che erano nati a livello popolare e venivano tramandati di generazione, che non utilizzavano il sistema dei numeri arabi. Per esempio, l'abate Agostino dal Pozzo, autore delle memorie storiche dei 7 comuni, quindi siamo sull'altopiano dei 7 comuni nel Vicentino, testimonia come tra i cimbri dei 7 comuni, questa popolazione di lingua germanica, ecco, tra le persone non istruite c'era chi sapeva fare di conto con un sistema che era fatto di cerchi tagliati da linee che servivano per fare dei calcoli. Quindi un sistema diverso dalla numerazione in numeri arabi. Dopodiché avevamo nel Chioggiotto un altro sistema di numerazione che era composto di linee sovrapposte, incrociate e punti essenzialmente. Entrambi i sistemi di numerazione già nell'Ottocento erano scomparsi. Erano sistemi di numerazione che venivano utilizzati da persone appunto non istruite per le esigenze quotidiane della vita, ma erano utilizzati da tutti nell'ambito dei 7 comuni o nell'ambito di Chioggia? No. Nel senso che dobbiamo considerare che a seconda delle mansioni dei lavori a cui le diverse componenti della comunità si dedicavano, c'erano competenze diverse, cioè un pastore dei 7 comuni con la transumanza arrivava fino a Mantova, cioè fino a oltre i confini del Veneto dominio, del dominio dei veneziani in Italia, Dominium Venetum in Italia, cioè parliamo di persone che magari erano di madrelingua germanica, parlavano il cimbro, che però arrivavano fino a Mantova. Questo significa che non potevano esprimersi esclusivamente in cimbro, e questo è un aspetto interessante. La seconda cosa è che a Mantova, dovendo fare di conto, ma anche semplicemente sulle tappe che trovavano per strada, si trovavano davanti delle persone che il loro sistema di numerazione, quello dei cerchi e delle linee, non lo capivano, per cui dovevano padroneggiare necessariamente i numeri arabi. A Chioggia abbiamo invece dei pescatori che attraversavano l'Adriatico. Attraversando l'Adriatico non potevano pretendere di utilizzare ovunque quel sistema circoscritto di numerazione che era utilizzato soltanto a Chioggia. Dovevano per forza conoscere i numeri arabi. Ecco quindi che ci viene da chiedere, da porci una domanda: chi utilizzava questi sistemi di numerazione? Coloro i quali non si allontanavano mai dal loro paese. Esistevano persone che non si allontanavano mai dall'ombra del campanile? Moltissime. La maggioranza della popolazione della penisola italica per secoli è stata formata da persone che non si allontanavano dall'ombra del loro campanile. Il loro concetto di patria era municipale, ma anche la loro prospettiva sul mondo spesso e volentieri era
municipale. Quindi questi sistemi di numerazione, quello dei 7 comuni e quello in uso a Chioggia, erano sistemi che venivano utilizzati da quei montanari o da quei chioggiotti che non si allontanavano mai dai loro dai ristretti confini, diciamo, delle loro parrocchie. Nel caso dei 7 comuni non si allontanavano mai evidentemente dai confini della federazione, della piccola federazione. Nel caso dei chiogiotti evidentemente non lasciavano mai la città, quindi facevano una vita veramente legata alla loro strada, alla loro piccola contrada. Questa era una premessa che io ritenevo necessaria per descrivere anche quelli che potevano essere i livelli, diciamo, dell'istruzione, dell'arrangiarsi a livello proprio strettamente popolare e di miseria, potremmo dire, forte, veramente le fasce più basse della popolazione. Comunque, il governo veneto ha istituito delle scuole pubbliche nel 1776. Scuole pubbliche significa scuole che erano aperte a tutti, dopo la soppressione della Compagnia di Gesù. La soppressione della Compagnia di Gesù aveva rischiato, nei territori del Veneto Dominio, di provocare delle conseguenze gravi sull'istruzione media, il livello di istruzione media che ai noi non era elevato, per cui i danni potevano essere seri. Facciamo un passo indietro. Fino al 1774, parlando dell'ambito della città di Venezia, vicino alle fondamenta nuove c'era un grande edificio, uno stabile che era dedicato all'istruzione elementare ed era gestito dai gesuiti. Poi strutture simili esistevano anche a Brescia, esistevano a Padova, a Verona, a Belluno, a Vicenza. Venivano a mancare però in città che potremmo definire medie o piccole. Nelle isole più piccole delle isole Ionie c'era un problema di questo tipo, cioè mancavano strutture, per esempio, che potessero fornire un'istruzione elementare, che fossero organizzate. Dell'istruzione primaria, però, a Venezia, nella città di Venezia, si occupavano anche le scuole dei sestieri, che erano nate nel 1551 ed erano state rafforzate proprio nel 1774, quando la deputazione ad pias causas, scusatemi, ne appoggiò la gestione, il rafforzamento, la riforma, ispirandosi al progetto di Gasparo Gozzi, importante letterato veneziano, precursore del giornalismo. Questo tipo di riforma è stato inferiore, sicuramente inferiore alla riforma teresiana, però la possiamo comunque considerare una misura ragguardevole anche a livello continentale, perlomeno di Europa meridionale, senza voler esagerare, una situazione che comunque era molto diversa da quella dei giorni nostri e sicuramente molto difficile per l'istruzione. In quell'anno il numero di allievi crebbe da 500 a 700 ed è una cifra, questa delle 700 unità nelle scuole pubbliche della città di Venezia, che è rimasta stabile circa fino alla fine della Serenissima, quindi fino circa al 1797. Noi abbiamo pressappoco questa cifra nell'ordine delle 7 centinaia. Però abbiamo un cambiamento, nel senso che da 6 scuole inizialmente si arriva nel 1786 a 19. Però c'è un'altra cosa da dire: in terraferma il sistema era diverso, cioè in terraferma l'istruzione, anziché alle scuole di sestiere, del resto i sestieri in terraferma non ci sono, in terraferma l'istruzione era legata alle parrocchie.
Quindi avevamo i sacerdoti nelle parrocchie che istruivano gratuitamente i figli delle famiglie che gli mandavano i figli. È chiaro che non tutte le famiglie potevano permettersi di tenere i figli fuori da casa per dargli un'istruzione elementare. Questo deve essere detto. Non era soltanto una questione economica, strettamente economica, ma anche cioè di denaro che la famiglia poteva permettersi, perché il sacerdote si metteva a disposizione per dare un'istruzione anche gratuitamente, per carità cristiana, ma c'era anche la questione del potersi permettere di avere i figli fuori di casa per alcune ore ogni giorno. Vi erano anche delle scuole private nella città di Venezia, come anche nell'ambito del Veneto Dominio, principalmente però nelle città. Cosa intendiamo per scuole private? Intendiamo qualcosa di simile, per esempio, alla scuola costituita nell'Ottocento da Basilio Puoti nel Meridione. Per chi non avesse conoscenze particolari sul personaggio, intendiamo singole persone che aprivano la loro casa, magari anche solo una stanza della loro casa, per istruire personalmente un certo numero di allievi. In totale, nel Veneto Dominio, verso il 1786, vengono considerati come scuole private un totale di 291 maestri per circa 2356 alunni, a cui vanno aggiunti però anche gli istitutori che lavoravano nelle case. Stiamo parlando di quelle figure che andavano a insegnare nelle case degli altri, non che aprivano le loro case a degli alunni da istruire. Si trattava di sacerdoti. Prima abbiamo citato i gesuiti. Parlando di Venezia, noi abbiamo per esempio un importante letterato e storico. Noi abbiamo l'abate Cristoforo Tentori, che era precettore presso la famiglia Tiepolo, che era una famiglia di patrizi, era una famiglia ricca. A Padova noi abbiamo il caso di Giuseppe Gennari nel Settecento, che è stato un contemporaneo di Cristoforo Tentori. Tentori era un gesuita, anche Gennari era un religioso. Gennari è stato anche lui letterato e storico, e lui viveva come precettore. Lui si manteneva facendo il precettore presso una famiglia nobile. I 7 comuni hanno partorito l'abate Agostino dal Pozzo, che ho citato prima. Anche lui ha fatto il precettore a Bassano. Ecco, molti sacerdoti sceglievano di fare i precettori perché spesso non avevano una rendita che gli permetteva di vivere decentemente. Spesso si dice che in passato tanti sceglievano di fare il prete per avere la possibilità di sostentarsi. Ecco, non sempre era garantito, per cui un lavoro faceva comodo anche agli uomini consacrati, che è innegabile dirlo, erano anche tra le poche persone che avevano la possibilità e il tempo di studiare e di erudirsi. Ecco, nel 1796, siamo un anno prima della caduta del Veneto governo aristocratico, le scuole degli ex gesuiti, che lo abbiamo detto prima, quelle del 1776 per capirsi, aumentano ulteriormente il numero degli iscritti. Lo avevano aumentato. C'è la questione che a un certo punto cade appunto la Serenissima, e questo crea caos anche nell'istruzione. In questo periodo noi abbiamo un conteggio di circa 393 alunni che con quel passaggio che c'è appunto con l'arrivo degli austriaci e la fine della parentesi democratica veneziana, ecco, ci si stabilizza, secondo il parroco di San Polo, una stima sua del 1799, si arriva a 400 alunni stabili in queste scuole. Quindi anche le conseguenze del cambiamento politico
ecco, si sono viste anche sull'istruzione nella città di Venezia. A Venezia, alla fine del 1801, c'erano 105 scuole private, quelle che ho descritto prima, in cui singoli maestri o in un paio di casi un paio di maestri istruivano 1128 alunni, che comunque, se vogliamo essere onesti, non è una grande quantità di bambini per una città che aveva avuto il ruolo di capitale, che era ancora molto popolata rispetto ai giorni nostri. Venendo invece alla situazione delle province, la situazione rimane quella delle parrocchie, delle scuole parrocchiali essenzialmente. Comunque, nella città di Venezia, come nelle province, c'erano dei sacerdoti che insegnavano nelle parrocchie e non c'era praticamente contrada nella città di Venezia in cui un sacerdote non insegnasse. Le parrocchie, ciascuna avevano circa, ogni scuola parrocchiale aveva circa una quarantina di alunni. San Giuliano ne aveva 41, San Salvador ne aveva 44. E le classi avevano una quantità di alunni che variava tra i 3 e i 20 bambini. Però chi erano questi bambini? Erano i figli delle famiglie che potevano permettersi di avere i bambini fuori da scuola, di avere i figli fuori da scuola. Quindi si parla di borghesi, figli di artisti e di bottegai. Figli di artisti intendiamo figli di artigiani di un certo livello, per capirsi. Ecco, gli insegnanti avevano dei titoli riconosciuti o chiunque poteva inventarsi insegnare? Allora, è chiaro che in una situazione di difficoltà come questa, fuori dalla città di Venezia c'era anche chi insegnava senza titoli, senza un riconoscimento per fare quello che faceva. C'erano anche queste situazioni, soprattutto in ambito provinciale, di profonda campagna, di zone marginali. Comunque, in realtà gli insegnanti dovevano avere degli attestati e anche qui si è creato un problema con i cambiamenti di regime, nel senso che ci si è trovati nei primi anni della dominazione austriaca con i maestri che insegnavano ancora con titoli, con attestati che gli erano stati riconosciuti dai riformatori dello studio della Repubblica Serenissima ormai scomparsa in anni che andavano tra il 1780 e il 1797. Quindi c'è stata una situazione di caos anche da questo punto di vista, gente che insegnava con diplomi di un governo che non esisteva più, attribuiti da un governo che non esisteva più. Alcuni sacerdoti e benefattori, ci tengo a ribadirlo, insegnavano privatamente puramente per carità, senza richiedere nessuna somma, nessun compenso. Nell'Ottocento austriaco abbiamo diplomi sin dalle elementari, intendo documenti, che erano documenti stampati e uguali per tutti, che erano diffusi anche nelle scuole parrocchiali in campagna, quindi magari c'era anche un po' più ordine di quello che possiamo credere. È chiaro che è un quadro molto difficile, non è sicuramente un quadro roseo, di grande difficoltà, anche di miseria, e ce n'è stata tanta, però insomma io spero che questo riassunto vi abbia trasmesso qualcosa e magari vi abbia anche stupito, facendovi credere, facendovi pensare, insomma riflettere che forse insomma c'era anche magari qualcosina in più in questo vecchio Veneto rispetto a quello che magari potevate pensare. Vi saluto e vi ringrazio per la vostra attenzione.